Ben ritrovati cari amici di Bunker TV e Radio Bunker. Secondo videoclip dedicato a Colle Santa Lucia e come lo chiamano loro il Chanton Cultural, l'angolo culturale. Come vi abbiamo spiegato nel video precedente, Danny Dorigo, il direttore dell'Istitut Cultural Cesare de Gian di Colle Santa Lucia, avrebbe condotto queste 4 conferenze in cui appunto si parlava di montagna e di tradizione ladina. In questo video, quello di oggi, parleremo con uno scrittore. Dopo la nostra prima piccola intervista parlerà con lo scrittore Matteo Righetto, che seppur di origine padovana vive praticamente oramai su dalle parti di Colle Santa Lucia, quindi è diventato un collese. Matteo racconterà dei suoi libri e del messaggio che contengono, quindi non perdetevi questo interessantissimo dibattito con Matteo Righetto. Buona visione. Amici di Radio Bunker e Bunker TV, siamo sempre a Colle Santa Lucia in compagnia di Matteo Righetto, scrittore padovano che chi ama la montagna lo deve assolutamente conoscere. Ciao Matteo e benvenuto. Ciao a te, qui da grazie. Bene, oggi parliamo di libri. Tu sei uno scrittore, hai già pubblicato diversi lavori, fra cui gli ultimi sono La pelle dell'orso e La stanza delle mele, giusto? Sì, il più recente è La stanza delle mele, poi devo dire padovano sì, di nascita, ma in realtà oriundo. D'adozione sono collese e dolomitico. La stanza delle mele è il libro più recente perché è uscito esattamente un anno fa ed è un libro ambientato chiaramente in questi luoghi, in questi paesaggi, così come La pelle dell'orso, Certo. che però ha 10 anni e proprio quest'anno per questo anniversario si è pensato di sviluppare ulteriormente quella che è una proposta turistica e di trekking molto interessante e apprezzata. E infatti volevo arrivare qua perché c'è la via dell'orso, sono Sì. 2 vie, giusto? Non una, 2. 2 alte vie sviluppate, la prima in un anello, Certo. in un anello che è il percorso arancione, che parte dalla piazza di Villa Grande a Colle Santa Lucia e rientra esattamente nello stesso punto. Il secondo invece è un percorso chiamato Verde, Alta Via dell'Orso numero 2, che abbiamo inaugurato pochissimi giorni fa con grande successo e partecipazione, che parte dal Passo Giau, precisamente Rifugio Fedare, e scende snodandosi lungo paesaggi straordinari e bellissimi Come quelli dolomitici che vedete come dietro di questi noi. che vediamo Sì, intorno assolutamente. e raggiunge anche questo Colle Santa Lucia, Certo. il paese. Che difficoltà hanno questi 2 percorsi, Matteo? Ma allora non presentano particolari difficoltà, ecco, nessuna difficoltà alpinistica o escursionistica. L'unica cosa che va sottolineata è evidentemente la lunghezza, perché si tratta di 2 percorsi, il primo e il secondo rispettivamente di 12 e quasi 14 chilometri. Quindi nessuna difficoltà, però un po' di fatica sì. Perché bisogna essere abituati. Bacchette, qualcosa Esatto. da mangiare, una bottiglia d'acqua. Assolutamente. Ecco, sono sì, il minimo indispensabile per quando si viene in montagna. Non venite Certo. con l'infradito, ecco, noi mettiamo al mare, sì. giusto? Bene Matteo, cosa ne pensi di tutta la polemica relativa all'orso che sta montando in questi mesi, in questi ultimi tempi oltretutto? C'è da aver paura? Ma allora, diciamo che se una persona non è spavalda o superficiale, la paura è sempre giustificata. Certo. Il terrore no, nel senso che la biodiversità è importante, però è altrettanto importante una seria gestione del territorio che evidentemente non sempre viene fatta come dovrebbe. Ovviamente. E quindi va bene la biodiversità, però è anche vero che chi vive in montagna ha il sacrosanto diritto di frequentare boschi, montagne e pascoli in una certa sicurezza. Giustamente. Quindi insomma, un punto di equilibrio va trovato e non bisogna demonizzare né gli orsi né chi li teme, perché effettivamente tra lupo e orso c'è una trasformazione in atto che può comportare delle difficoltà per chi vive in un territorio di montagna e che queste difficoltà non vengono spesso comprese e percepite da chi vive in città. Ovviamente, perché non vedendo gli animali, insomma, in certe città ci sono delle persone che non sanno neanche come è fatta una gallina, per dire, quindi Esatto. Figuriamoci un orso quando si trovano questo coso insomma davanti che pesa qualcosina, ecco, che magari deve proteggere anche i suoi cuccioli, come faremo noi con i nostri bambini, per cui sì, certo, fare attenzione, ma informarsi magari l'ufficio forestale, l'ufficio proloco del posto e eventualmente chiedere come comportarsi, ecco, e dove andare. Ecco, questo penso sia la cosa, sia doveroso e ragionevole. la base, perché comunque è anche il loro ambiente, è anche il nostro, ma è anche il loro, quindi
giustamente certo. è meglio fare così. Sì. Benissimo Matteo, io ti ringrazio. Bene. E noi ci sentiamo presto per il prossimo libro. Grazie. Eccoci qua per il secondo appuntamento del Chanton Cultural, benvenuti a tutti, ben ritrovati a chi è qui fin dal primo appuntamento. Che dire, Matteo Righetto, benvenuto, ci diamo il benvenuto a vicenda, anche se sono io da non collesa a dare il benvenuto a te che ormai passi molto tempo qui nel paese di Colle Santa Lucia. Due parole di presentazione su Matteo Righetto, anche se immagino che tutti voi, come chi ci segue in diretta streaming, lo conoscerà già. Matteo Righetto è uno scrittore italiano, nonché docente di lettere, collabora con l'Università degli Studi di Padova, dove tiene annualmente dei seminari. Vado velocissimo, i suoi romanzi sono pubblicati in molti paesi del mondo, tradotti in diverse lingue ormai, con il suo romanzo d'esordio, era il 2012, Savana Padana, entra nell'agone della letteratura. Esattamente 10 anni fa ha scritto La pelle dell'orso, quindi è proprio il compleanno del romanzo che forse è il più conosciuto o uno dei più conosciuti insieme alla Stanza delle Mele, che è l'ultimo. Dal romanzo infatti è stato tratto l'omonimo film per la regia di Marco Segato, interpretato da Marco Paolini. Poi un grande successo, tu hai detto tante volte, forse inaspettato, dei 3 volumi, quelli che poi sono stati chiamati la trilogia della patria, L'anima della frontiera, L'ultima patria, La terra promessa. E poi diciamo il debutto nel mondo del teatro, perché con il Teatro Stabile del Veneto, prima con uno spettacolo, poi col secondo Da qui alla luna, con la partecipazione di Andrea Pennati, che ha avuto un grande successo. Nel 2020 hai pubblicato I prati dopo di noi, edito da Feltrinelli, e il 7 aprile 2022 è uscito questo capolavoro della Stanza delle Mele, che ha avuto un successo incredibile, che continua ad averlo, e quindi vabbè, io vado diretto alle domande. Matteo, ormai la chiacchierata con te è diventata un habitué non solo di questa festa, ma insomma degli appuntamenti estivi, e quindi io ti chiedo subito, cos'è questa Stanza delle Mele? Ma non posso non iniziare ringraziandoti, Danny, perché sei una voce importante. Devo dire che veramente questo dialogo è ormai collaudato non solo qui ma anche in altre valli ladine, quindi è sempre un piacere dialogare con te ed è anche un onore. Ringrazio Maurizio, l'associazione turistica, l'amministrazione. Sono molto felice di poter essere qui e incontrare tutti voi. La Stanza delle Mele che cos'è? La Stanza delle Mele è un luogo fisico. Mi sentite? Mi sentite bene? La Stanza delle Mele è un luogo fisico che diventa qualcosa di paradossale. Cioè dal luogo del castigo, dove il protagonista viene sostanzialmente rinchiuso dal nonno, che è un nonno violento, una persona brutale, non burbera, addirittura brutale, diventa luogo di rinascita, cioè diventa una stanza entro la quale il personaggio protagonista conosce se stesso e scopre un avvenire che altrove probabilmente non avrebbe. Altrove intendo in senso generico, altrove, cioè fuori da quella stanza, ma anche fuori da quel paese, anche fuori da quella vallata, da quella cultura, tutto insieme persegue nella sua vita lo stesso obiettivo. Cioè ogni singolo ingrediente fa sì che Giacomo abbia una consapevolezza nuova che lo porterà a intraprendere una strada molto importante. Quindi la Stanza delle Mele è, se vogliamo, il simbolo di quello che per le nostre vite, per ogni nostra vita, ogni nostra esperienza, potrebbe rappresentare un'occasione, un'opportunità, cioè non una fermata, un arresto di un percorso, ma anzi una tappa oltre la quale vedere il mondo con occhi diversi. Ecco, grazie Matteo, perché Matteo Righetto, a me piace tanto questa cosa qua, e io credo, non voglio essere colui che giudica perché sono l'ultimo a poter dare un giudizio, ma il successo che viene da questi libri è proprio la tua capacità di fare immergere i tuoi racconti
e la tua fantasia, che è merito tuo, in un contesto particolare che scaturisce un qualcosa di unico, direi. E mi ha colpito perché nel leggere molte delle recensioni che si trovano anche online sui tuoi libri, soprattutto sulla Stanza delle Mele, emerge questa sensazione che viene esplicitata da questo sentore che ha il tuo lettore, che proprio per questo ti ho chiesto cos'è la Stanza delle Mele, perché io non so se è il profumo di quelle mele, di quella stanza che arriva direttamente al lettore, però molti dei tuoi lettori dicono che questo è un libro che più che da leggere è da annusare, perché è un libro che profuma. Ma da dove arriva questo profumo? Arriva da quel contesto in cui tu ambienti il racconto, arriva da quello che emerge dai tuoi protagonisti? Da dove arriva questo profumo dei tuoi libri? Ma deriva come dicevi giustamente tu, l'immaginario deve essere molto forte, è il primo ingrediente. Ma se questo immaginario, qualunque esso sia, non trova una ricaduta concreta in un paesaggio, in un ambiente specifico, particolare, rimane qualcosa di astratto, rimane qualcosa di effimero. Io che sento queste montagne, le sento fin da bambino, non le ho mai vissute da turista, io cerco sempre di studiare, approfondire, sentire, dialogare, ascoltare prima di tutto, perché quando si frequenta e si incontra una cultura, una comunità, bisogna porsi anzitutto in ascolto di quella comunità. Questo ascolto mi porta a una conoscenza nuova, a una sensibilità altra, che prima non c'era. E questa sensibilità, parola che deriva proprio da sensus, i sensi, ha a che fare con l'olfatto, l'udito, la lingua, il vento, la lingua che parlano le genti, il tatto, il gusto, l'olfatto. Allora, tutti questi elementi sensoriali portano a una conoscenza di un territorio, di una terra, di una cultura. Questa cultura porta a delle tradizioni, porta a delle leggende che sono incarnate, radicate in quel contesto geografico e paesaggistico e fanno nascere una letteratura. Altrimenti il personaggio non sarebbe credibile se non fosse aderente a questo contesto paesaggistico. E questo contesto è quello in cui si muove Giacomo Neff. Ed è anche lo stesso in cui si muovono gli altri protagonisti dei miei romanzi, i quali non potrebbero essere così se vivessero in un altro luogo. Certo, ogni uomo in ogni luogo del mondo ha le stesse aspirazioni, gli stessi sogni, le stesse paure, siamo tutti uguali in fondo, ma il paesaggio ci forgia diversamente. Io lo dico sempre, un pensiero nato sul Monte Pore non è lo stesso pensiero nato in un ascensore. Allora il paesaggio forgia, è chiaro, no? Allora mettere i piedi su una terra significa conoscerla e significa poi per un autore, quale sono io, dare vita a una storia che sia credibile, che sia verosimile e che sia fortemente non solo attaccata ai sensi, ma che non sia retorica il più delle volte, perché chi fa letteratura di montagna non conoscendo la montagna spesso scivola, magari inconsapevolmente e involontariamente, io credo nella buona fede, non voglio fare discorsi provocatori, però si rischia di scivolare nella retorica, cioè la montagna da cartolina, la montagna dove è tutto bello, la montagna non è tutto bello, la montagna è faticosa, dura, vivere quassù, non ad Asiago o ad Agordo, vivere qui e vivere anche più su di qui non è la stessa cosa che vivere più giù. Quindi queste fatiche, queste difficoltà sono, per me che sono un autore, sono importanti da sottolineare, da far conoscere, da divulgare attraverso la vita di personaggi che sono sì di pura invenzione, ma sono personaggi verosimili. Ecco allora che questi profumi della Stanza delle Mele sono i profumi che poi fuori dalla Stanza delle Mele ha il bosco, per esempio. Si parlava poco fa col generale Coleselli del respiro del bosco. Purtroppo oggi il bosco respira un po' di meno e quindi profuma anche un po' di meno, perché se c'è meno vita c'è meno profumo. Ma tutti questi aspetti
convergono insieme in maniera sistemica verso una storia che poi si fa storia forte. Per questo penso piace ai lettori, proprio perché c'è questa convergenza di obiettivi letterari. Ecco, adesso è il momento in cui mi trovo un attimo in difficoltà, perché tu nella tua grande capacità così anche oratoria tocchi tanti temi di cui sarebbe bello per ciascuno discutere per molto tempo, no? Entrando nel libro, noi siamo orgogliosi perché ovviamente al di là della pelle dell'orso, la settimana scorsa, 10 giorni fa, hai inaugurato la seconda alta via dell'orso con un successo incredibile, e quindi hai anche il merito poi di far conoscere con i tuoi romanzi questi territori. Giacomo, il protagonista della Stanza delle Mele, nasce e cresce ad Agai, una frazione di Livinallongo, proprio sul versante a est del Col di Lana, quello che guarda, diciamo, la parte di Colle Santa Lucia, e vive in un contesto molto duro, come hai detto te. Riesci in magari poco tempo, perché non possiamo dilungarci più di tanto, ma a farci capire chi è questo Giacomo. L'ultima volta che abbiamo chiacchierato così insieme, ti dicevo, io ho avuto la netta percezione che Giacomo sia in realtà due persone, no? Perché c'è una netta distinzione fra il Giacomo della prima parte del libro e poi il Giacomo adulto, in cui però è una storia di successo, no? E questa è la positività, che però parte da quella durezza non solo del contesto familiare, ma anche, poi potremmo dire, del vivere in montagna in sé. Magari su questo torneremo. Chi è Giacomo per te? Tu che sei la persona che lo conosce meglio di tutti noi. Ma lo conosco quanto i miei lettori, in verità, perché poi ogni lettore dà una vita, un'interpretazione nuova ai romanzi, e questo è anche il bello della letteratura. Tu hai parlato del contesto familiare, del contesto geografico, aggiungerei storico. Cioè Giacomo, noi in questa storia, La Stanza delle Mele, incontriamo e conosciamo Giacomo nel 1954. Allora è un'epoca particolarmente difficile per queste terre. Da poco siamo usciti da 2 guerre, soprattutto la prima ha lasciato delle lacerazioni, delle cicatrici terrificanti, e queste popolazioni, che hanno una forte identità ladina, si sono ritrovate in pochi anni, dall'essere austriaci all'essere italiani, e a vedere sempre la propria vera, più autentica, originale, sentita identità calpestata, senza mai aver aver sentito accolte delle richieste, no? Delle desiderate, cioè no, qui sono sempre stati in qualche modo soggiogati da una volontà altrui. Quindi c'è anche una crisi identitaria di Giacomo, che in quegli anni emerge finalmente in una consapevolezza nuova, che è quella di essere ladini e di ritrovare questa forza. Allora Giacomo però parte da una condizione di assoluto svantaggio. E questa è la bellezza, secondo me, non della storia, perché io non voglio autoincensarmi, non parlo di questo, parlo della bellezza, della forza del personaggio, questo sì. Cioè la sua forza è quella di partire da una condizione di assoluto svantaggio, eppure, tuttavia, farcela. Cioè provincia della provincia della provincia della montagna, dimenticato dagli uni e dagli altri. Lasciamo stare la famiglia, ma parliamo proprio anche della grande politica europea di quegli anni. Popolazioni, storie, lingue, tradizioni veramente calpestate, e Giacomo, nonostante tutto, riesce ad alzare la testa con tenacia, determinazione e talento e fortuna, perché nella vita ci vuole anche fortuna e bisogna avere anche la fortuna di incontrare le persone giuste al momento giusto. Ci sono nelle nostre esistenze dei bivi o dei trivi dove davvero non sappiamo dove andare, e ci vuole anche un buon consiglio, e in questo senso la famiglia, la tradizione possono essere utili, perché sono le radici, e quando le radici sono superficiali il vento porta via l'albero. Lo abbiamo visto con gli abeti rossi, che non hanno un radicamento così forte e profondo nel terreno.
E allora ecco che se si ha una radice più forte, si è più larici, diciamo, è più difficile essere sradicati e Giacomo questo vive questa sorta di fortuna che insieme alla tenacia, alla determinazione e al talento lo porta poi a perseguire la sua vita senza mai rinnegare il passato, perché potrebbe anche sembrare che lui rinneghi il suo passato, ma non è mica così. Lui vuole semplicemente chiudere un cerchio con le cose più brutte del suo passato, ma lui è fortemente legato al suo passato. Tant'è vero che a un certo punto nel romanzo il suo grande maestro gli insegna: scolpisci il legno che sei, ognuno di noi è un legno, scolpisci il legno della tua terra, tu sei quegli alberi là. E questo è un significato importante che lui impara e poi, una volta appreso, mette in pratica superando ogni difficoltà. E la bellezza di Giacomo è proprio questa, che non ha santi in paradiso, se vogliamo, no? Perché, come ho già detto in passato, poi sembra anche una provocazione banale e retorica, ma è così. Io conosco notai, figli di notai, docenti universitari, figli di docenti universitari, capirai che difficoltà. Invece Giacomo sì, ce la fa per davvero, cioè quello che per un alpinista è la prominenza, cioè la distanza tra la base della parete e la vetta, e lui compie una vita, compie un gesto di grande, alta prominenza. Conosco persone di successo che però hanno una bassissima prominenza, sono già partite alte, e questo io credo sia da sprone in questo senso per tutti noi, perché comunque sia tutti noi, a prescindere dai nostri obiettivi, no, abbiamo sempre qualcosa da conquistare, soprattutto dentro noi stessi, no, al di là poi di quello che conquistiamo nella vita, proprio perché una volta scalata una vetta poi ce n'è un'altra e poi ce n'è un'altra e poi ce n'è un'altra. Grazie Matteo anche per questa suggestione che in realtà è cruda realtà, no? Perché effettivamente è così. Mi servi una domanda che io devo farti, no? Io ho avuto la percezione fin dalle prime volte in cui ci siamo incontrati, a me piace sempre ricordare che i nostri incontri spesso avvengono in quelle giornate uggiose di ottobre-novembre, no? in cui ci beviamo magari un caffè all'interno della stua della Chiesa d'Esan, e lì veramente partiamo da queste tematiche, ma per confrontarci sulla realtà quotidiana di queste terre, di questi paesi, di queste comunità. E quindi per me è sempre molto interessante, perché appunto stavo dicendo, mi è sempre parso di capire che tu sei uno di quegli osservatori esterni che però è riuscito con facilità a capire la realtà. E quindi quello che io volevo chiederti è: ma quanto di quella situazione così, non so neanche qual è l'aggettivo giusto, però particolare di quella situazione sociale, di quel secondo dopoguerra in cui nasce e vive Giacomo, quindi in cui tutta la vicenda dalle stanze delle mele parte e poi si dipana, insomma, nei decenni successivi, quanto di quel contesto lì secondo te influenza oggi? In parte l'hai già detto, però mi piacerebbe capire quanto, perché a volte, come ti dico sempre, noi abbiamo un po' la sensazione di essere un po' autoreferenziali, che noi ci piangiamo addosso di questa storia dura che ha subito il popolo ladino, queste terre, la prima guerra, le opzioni, la seconda guerra, insomma, che però è un po' un piangersi addosso, no? Ma quanto in realtà tu percepisci che il contesto ha influenzato la società attuale, il contesto socioculturale odierno? Il contesto di quegli anni, sociale, politico, economico, culturale, ha indubitabilmente influenzato la società e anche i decenni successivi. Cioè, stiamo parlando, come ho già detto, di una popolazione che si è sentita ed è stata più volte tradita. No? Se io penso per esempio a Tolomei, cosa ha fatto Tolomei? Quando ha preso la carta geografica, ha cerchiato un'area, ha detto: qui ci sono i ladini, è una macchia grigia che va cancellata. Quando oggi sappiamo benissimo che in realtà, quando parliamo di biodiversità come ricchezza, dobbiamo parlare anche di biounicità per le culture minoritarie.
che vanno salvaguardate. Poi il vittimismo non mi piace, proprio perché bisogna uscire dalla stanza delle mele, e dentro la stanza delle mele bisogna trovare le idee, il talento, la passione e la tenacia per uscire e fare delle proposte che a volte non sono facili perché mancano magari i numeri, e questo lo sappiamo, però è anche vero che in passato più volte qui si è sofferto giustamente, al di là del vittimismo, no? Che diventa spesso una scusa per chi in realtà poi va ad accusare certi movimenti o certe culture. E al di là di questo io credo che Giacomo in quegli anni abbia visto, soprattutto nel comportamento, nella consapevolezza dei più vecchi, degli anziani, dei nonni, abbia visto quella sofferenza e anche quella incapacità in quegli anni di reagire di fronte a una storia che sembrava assolutamente imporre una volontà di dominio imprescindibile e inarrestabile. E questo però, attenzione, non deve diventare difesa di un'identità che porta poi a un atteggiamento di isolazionismo o atteggiamento, come dire, di divisione, divisivo. Contrasto. Io credo che la cultura sia sempre anche incontro e contaminazione, allora rivendicare una cultura significa anche farla conoscere, condividerla, perché il rischio di essere divisivi purtroppo è sempre dietro l'angolo, e quando si è divisivi, attenzione, perché poi il risultato è che si è divisivi anche in una piccola comunità. Si vuole fare un grande pensiero e poi si finisce per essere divisivi anche in una piccola comunità. Allora, se esplode anche la piccola comunità, il sogno è finito. E quindi bisogna unire, diffondere, far conoscere. La cultura è sempre lo strumento più importante, e che non deve diventare idea di supremazia della propria su quell'altrui, ma deve essere sempre incontro e appunto abbraccio di idee diverse in una costruzione di un'idea che è sacrosanta, legittima e a questo punto della storia direi necessaria, in un'omologazione, in un mondo che è sempre più omologato e sempre più omologato al ribasso, tra l'altro. Quindi credo che la questione ladina sia oggi molto molto importante. Grazie Matteo, ormai siamo arrivati proprio a capofitto nell'attualità, nel contesto attuale, no? Siamo partiti da quell'idea di durezza che vive Giacomo non solo in ambito familiare, ma sappiamo anche nel contesto proprio sociale di quegli anni. Ma oggi di quella durezza, cioè quanto duro è vivere in montagna, quanto è dura oggi vivere in montagna, di quella durezza della montagna, cosa è rimasto oggi? Perché la montagna ha ancora questa immagine di luogo duro da vivere? Ma non è solo un'immagine, Danny, lo sai benissimo, lo sai meglio di me, sì, appunto, che è veramente duro vivere qui, perché nel momento in cui c'è lo spopolamento e viene a mancare la demografia, mancano i servizi, mancano i diritti, ma addirittura diritti civili. Perché essere anziano significa avere diritto anche a delle cure mediche, all'assistenza sanitaria. Avere dei bambini significa avere il diritto di poterli portare in un asilo nido o in una scuola elementare che non sia a 30 km di distanza. Questi sono diritti. Allora perché chi vive sopra i 1500 metri deve avere meno diritti, no, di chi vive altrove o di chi vive in città o in pianura? Non mi pare davvero ragionevole nel 2023, va ripensata. Si parla tanto delle quote rosa, giustissime, iniziamo a parlare delle quote montane in politica, iniziamo a parlare di una rappresentanza di chi vive in montagna e deve davvero sobbarcarsi delle difficoltà e delle spese che giù non ci sono o sono diverse. Io credo che sia una cosa assolutamente legittima. Poi la difficoltà è, pensiamo, guardate, io non posso non fare riferimento anche ai cambiamenti climatici che stiamo vivendo.
La montagna è più fragile di quanto si pensi. Allora, quello che stiamo vivendo attraverso, guardate, Vaia e poi il bostrico, che è un effetto del long Vaia sostanzialmente, e le frane e i fenomeni meteo estremi, queste sono cose destinate a ripetersi. Adesso io non voglio parlare delle cause, non lo so, io ovviamente ho le mie idee, sono cause antropiche, non è mai stata emessa così tanta CO2 nell'aria come negli ultimi decenni, ma va bene, facciamo anche che non siano esclusivamente antropiche, ma di fatto ci sono queste difficoltà. E allora la montagna è più fragile, inizia a venire giù. Qui Danny però ti faccio un invito, se mi permetti. Sempre nella questione ladina, tutte le minoranze etniche, culturali, linguistiche del mondo stanno facendo delle lotte per contrastare i cambiamenti climatici. I popoli Sami in Lapponia, gli Indios dell'Amazzonia, ovunque nel mondo. Le piccole comunità, scusate ma sono distratto da tutti questi rumori, le piccole comunità alzano la voce per contrastare i cambiamenti climatici. Perché non lo facciamo anche noi? Perché non lo facciamo anche noi ladini, in nome della salvezza e della bellezza di queste montagne che rappresentano la vostra identità? Allora, tra tutte le questioni da dibattere, mettiamo anche quella climatica, mettiamo anche quella ambientale ed ecologista. Questo secondo me è un aspetto che manca in montagna. Non ci si accorge che quando franeranno queste montagne non ci saremo più noi. Rappresentano la nostra anima questi monti intorno a noi, l'anima dei nostri nonni, dei vostri trisavoli, e quindi la salute di questi boschi è la salute della vostra identità, non va dimenticato. Grazie Matteo per averlo ribadito, me l'hai detto personalmente più volte, questo è uno di quegli aspetti in cui tu effettivamente credi molto. E qualche settimana fa, sempre per merito dell'associazione turistica di Colle Santa Lucia, hai fatto una bellissima serata qui in piazza con un antropologo, insomma, di fama nazionale se non internazionale, Annibale Salsa, e questi temi sono stati toccati, anche dibattuti, perché la serata poi è stata effettivamente molto lunga e corposa di argomenti, e forse c'è un tema, no, che si intreccia con tutti questi, che è quanto la comunità montana, in quanto comunità sociale, non la comunità montana di allora che poi è diventata Unione Montana, possa autodecidere sul proprio futuro, non solo amministrativo, ma penso alla pianificazione urbanistica per arrivare a quella ambientale, quella della regolamentazione del traffico sui passi. Ne abbiamo parlato in un incontro con te a Moena, in cui ci siamo imbattuti proprio in un contesto in cui ci siamo detti proprio durante il nostro andare in Val di Fassa: non è possibile, noi se continuiamo così ci autodistruggiamo. In questo contesto può entrare tutta quella grande dibattito, per esempio sui grandi predatori. È tutta una questione di saper vivere la montagna, ma non solo di saperla vivere, ma di saperla governare. E allora, per arrivare in questi temi, io ti chiedo, ma esiste una frattura tra la montagna e la pianura? Purtroppo sì, perché come dicevo prima, e lo si vede anche nella stanza delle mele, e in qualche modo io lo scrivo anche in altri romanzi, c'è una frattura dovuta a un disinteresse politico nei confronti della montagna, salvo poi scoprire che anche la pianura è stata massacrata e vituperata con pianificazioni urbanistiche devastanti, un consumo del suolo e un impatto ambientale che hanno portato ad aumentare ancora di più questa frattura. Allora c'è questa idea spesso in città della fuga mundi, come facevano i monaci medievali, benedettini, cioè la fuga del mondo verso la montagna come ancora di salvezza, come ricerca del wilderness. Questo è un pensiero antiecologico, cioè noi dobbiamo sviluppare città più vivibili e riportare la vita in montagna. Dobbiamo tenere chi vive in montagna, trattenerli qui, non farli fuggire, dare loro lavoro, dare loro possibilità di rimanere, come si diceva prima.
e quindi creare un equilibrio, ristabilire un equilibrio tra la pianura e la montagna. Sono un corpo unico, sono come due braccia di uno stesso corpo che si sostengono e hanno bisogno l'una dell'altra. E spesso chi vive giù non ha una consapevolezza ecologica del montanaro, quella ancestrale, quella di chi vive il bosco e la montagna da secoli. Quando io per esempio ho sentito dire delle frasi in occasione di quella tragedia caldese, ho sentito dire ma in fondo quel ragazzo se l'è cercata perché il bosco è degli animali. No, attenzione a dire una scemenza del genere. Il bosco è degli animali ma è anche del montanaro. Il montanaro da secoli frequenta queste montagne, questi boschi, è il giardino di casa il bosco e ci vuole un equilibrio, l'ecologia sta negli equilibri, quindi viva la biodiversità ma va gestita. In questo senso io per esempio continuo a dire che manca fortemente la presenza del Corpo Forestale dello Stato in questo paese. Scellerata è stata quella riforma che ha smantellato il Corpo Forestale dello Stato nel 2016, perché manca un presidio sul territorio, manca una vigilanza, manca anche la cultura, e a questo serviva il Corpo Forestale dello Stato. Ma guai a pensare che il montanaro non debba liberamente muoversi nel suo territorio in nome di un'ideologia che non appartiene alla realtà. Ecco dove sta l'equilibrio. Oppure quando non si vuole rispettare la paura di chi vive in certe zone. Io dico viva il lupo, viva l'orso, ma non possiamo deridere le paure di chi vive in questi posti. Perché se mio figlio, io non ho figlio, mia figlia di 2 anni ha paura del buio, io non posso prenderla in giro e dire ma va là scema, il buio non esiste, non succede niente. No, rimani al buio. Rimani al buio, io devo accompagnarla e spiegarle che il buio non è pericoloso, e insegnarle come si accende la luce, e insegnarle come si apre la porta della camera. E allo stesso modo le paure vanno non derise, ma comprese e educate. E questo vale per la biodiversità e vale per l'equilibrio tra uomo e ambiente, che sia città o che sia montagna. Ecco quindi che non dobbiamo sempre polarizzare le questioni come succede praticamente ogni giorno in questo paese, no? C'è una polarizzazione da ultras su ogni tema, su ogni questione, quando la saggezza ci dovrebbe indurre in qualche modo a cercare dei punti di equilibrio, di dialogo, e mai di prevaricazione, mai di sopruso, di atteggiamento violento o derisorio nei confronti dell'interlocutore. Allo stesso modo per la gestione dell'orso, allo stesso modo per la gestione dei grandi predatori, ci vuole una gestione del territorio, è ovvio. Il lupo deve stare nel bosco, l'orso deve stare nel bosco. Purtroppo ci sono degli atteggiamenti molto superficiali che fanno sì oggi che si ritengano questi animali degli orsacchiotti. Spesso qualcuno addirittura lascia il cibo fuori dalle case per avvicinarli e fotografarli, ma questa non è educazione montana, questa è scelleratezza, questa è follia, perché poi è ovvio che succede qualcosa. Mi sembra di capire, fra le righe, insomma mi direi se sbaglio, che ci stai dicendo che ci vuole una rinascita della cultura della montagna. Perché tutti questi fenomeni, no? Ci siamo confrontati anche proprio sul tema dell'orso, come il tema del lupo direttamente collegato, sono temi banali da un certo punto di vista, perché voglio dire, tu l'hai detto più volte, no? È chiaro, in un contesto naturale l'orso fa l'orso, il lupo fa il lupo. Il problema è che tutto quello che noi facciamo, la politica fa, decide, e poi siccome non siamo in un contesto dove prevale la cultura della montagna, ma dove spesso prevale il sensazionalismo, no? Cioè lo slogan, spesso viene detto quello che la maggior parte del tuo pubblico vuole sentirsi dire, no? Quello in cui credi. Ma c'è una possibilità, cioè abbiamo una possibilità che il territorio montano riviva o viva una nuova cultura della montagna? Che la politica per la montagna non si basi più su questo sensazionalismo, sulla politica degli slogan, ma che proprio per questo momento drammatico dove il caos demografico è inevitabile, sembra inevitabile, cioè è sempre più massiccio e ci condiziona effettivamente probabilmente il futuro più prossimo, e questi temi che io ripeto ancora una volta, l'abbiamo detto più volte,
è causato dall'uomo, perché l'uomo che porta l'orso pensando di riuscire a governare un fenomeno senza poi interessarsi per i decenni successivi, era evidente che avrebbe portato a questi risultati. Abbiamo una prospettiva futura in questo senso? Ma io spero di sì e sono convinto di sì, però la condizione necessaria è che non si abbandoni la ragione e che entrambe le parti, o se sono più di due, anche più di due parti, abbandonino il sensazionalismo, perché il sensazionalismo e l'emotività, quando si parla di montagna, non appartiene solo appunto a quegli ambientalisti da tastiera, cittadini, per cui l'orso è yogi. Certo. Onestamente io trovo sensazionalismo anche dall'altra parte, anche in montagna io trovo sensazionalismo. Non è possibile che dopo generazioni e generazioni montanari ancora si parli del lupo e dell'orso come il terrore dei terrori. Cioè, io pochi giorni fa ho sentito dire con molto allarmismo che un lupo ha predato una vacca in Val Fiorentina. Ma se ne è parlato con grande sensazionalismo. Io ho detto, ma scusate, ma qual è la notizia? Cioè, la notizia sarebbe se la vacca avesse predato il lupo. Esatto. Ma voglio dire, è normale che in natura accadano queste cose, cioè bisogna anche capire che c'è un sensazionismo contrario. Allora il punto di incontro è quello per cui le cose vanno gestite, il territorio va gestito. Dopodiché può succedere che una vacca venga predata da un lupo, dopodiché può succedere che qualcuno sia contrario, qualcuno sia favorevole a questa biodiversità, ma il punto di incontro è sempre quello dell'equilibrio. E la cultura è quella luce che porta fuori dalle paure, è quella cosa che educa e accompagna e fa sì che ci sia, come dire, un incontro tra visioni diverse che però portano a un futuro comune. Solo così la montagna può avere un futuro, solo così. È anche altrettanto vero, al di là dell'atteggiamento sbagliato e spesso sciocco che c'è giù in città nei confronti della fauna selvatica, è anche vero che bisogna far capire a chi vive in montagna che la biodiversità anche dei grandi predatori a lungo termine porterà dei vantaggi a questi luoghi, perché è una fonte di ricchezza per tutti, non immediata, non utilitaristica, ma nell'ottica appunto della salvezza di queste montagne. E spesso lo vediamo a lungo termine, perché le grandi politiche hanno bisogno di tempo, non hanno bisogno di sondaggi o di consensi immediati, pomeriggio dopo pomeriggio. E quindi il punto di equilibrio è proprio quello di un incontro tra due visioni che partono lontane ma piano piano si devono avvicinare nell'ottica di una difesa della biodiversità e una difesa della biounicità della montagna e quindi di chi la vive. Entrambe hanno gli stessi diritti. La montagna non è esclusivamente del lupo e la montagna non è esclusivamente dell'uomo. La montagna è la montagna e tutti apparteniamo a un disegno più grande. Grazie Matteo, soprattutto su questo passaggio sulla gestione di tutti i vari aspetti che ci riguardano, che riguardano la vita quotidiana, che personalmente è forse l'aspetto che più ritengo valido, nel senso che o prendiamo in mano e gestiamo tutti questi aspetti, altrimenti non ne usciamo. Un'ultima grande tematica, abbiamo poco tempo però ci tengo ad affrontarla con te. Tu spesso nei tuoi interventi parli... Io devo dire che ti ammiro, non so come tu faccia a concentrare, io faccio una fatica a parlare, a trovare le idee con questo rumore, ma beato te. Abbiamo la musica un po' troppo alta. Tu spesso ti parli di turismo lento. Poi ci dirai quella che è la tua visione di turismo lento, ma io in questo concetto ci metto anche l'autenticità dei luoghi, il ritornare a un turismo più autentico, nel senso un turismo che riguarda la cultura del luogo, che riguarda la montagna delle Malghe. Faccio un passaggio della vostra chiacchierata con Annibale Salsa che mi ha particolarmente colpito.
che è quello che la gente di montagna, cioè anche noi ladini, no? Quando diciamo andiamo in montagna e non si sa monta, non intendiamo andare sulla punta del Civetta o la punta del Pelmo. Per noi andare in montagna è andare nelle praterie di alta montagna, alle malghe, perché andare sul Civetta piuttosto che sul Pelmo, piuttosto che sul Pizboè, noi diciamo zona crapè, cioè andiamo sulla roccia, andiamo sulla roccia. E quindi l'importanza di tornare ad un turismo che gode non del dover pubblicare la cima perché in tot ore siamo riusciti a partire dall'aeroporto, fare la punta del Civetta e ritornare, no? Annibale Salza quella sera, insomma, a livello di previsione di quello che succederà in futuro era abbastanza allarmistico, però come possiamo fare a tornare a quel turismo che tu definisci lento, ma che racchiude tutti questi aspetti, cioè di far capire a chi frequenta queste zone che non è il fare i 4 passi dolomitici con il Porsche in top tempo, ma che è gustare l'autenticità, che l'autenticità, ripeto, è cultura, è la malga piuttosto che la vetta a tutti i costi, è la passeggiata nel bosco piuttosto che la coda per prendere l'impianto di risalita. È un tema molto complesso e altrettanto urgente. Noi lo condividiamo, ne abbiamo parlato ed è assolutamente necessario oggi più che mai che vi sia una frequentazione della montagna diversa. Allora, abbiamo avuto negli anni 80, tra l'altro stanno aumentando il volume. Speriamo che ho visto Maurizio siamo sgraditi io e te, non lo so, forse. Allora, c'è stata una cultura della montagna e del turismo assolutamente muscolare, turismo di massa, vita frenetica. Abbiamo avuto e tuttora stiamo vedendo la coda di quel turismo, ed è un turismo che effettivamente porta a una frequentazione della montagna assolutamente edonistica, egoistica, di sfruttamento del territorio, di ego, di performance sportiva, la vetta, il tempo, il raggiungimento, che sia la bicicletta, che sia la corsa, che sia questo, che sia la roccia, che sia l'arrampicata. Dopodiché si va a casa e non si porta a casa niente, se non un'applicazione registrata come proprio risultato. Ma è questa la montagna? Ma davvero pensiamo che sia questa la montagna? Ma guardate che lo si vede anche d'inverno sulle piste da sci, gente sregolata, senza criterio, con uno stress portato da casa, che litigano sulle piste e su e giù e su e giù. Ma fermati ogni tanto, ma guarda dove sei, ma guarda la bellezza delle rosavira, ma respira il profumo del bosco. Ecco cos'è la lentezza della montagna. E nel momento in cui io adotto e vivo un turismo di questo tipo, più lento, più consapevole, più filosofico mi verrebbe da dire, anzi forse più poetico, ecco che allora io ho più tempo per assaporare e comprendere la cultura del posto. Altrimenti sono come un lavacro che se ne va e non percola il terreno, una pioggia veloce che non lascia nulla. Torno giù in città senza nessuna esperienza. Ho preso al territorio, non ho dato nulla. Mentre fare oggi turismo consapevole significa fare turismo lento, culturale, innervarsi, ascoltare, come dicevo all'inizio, comprendere, dialogare. Questo fa parte di una cultura che spero stia finendo, spero stiamo assistendo alla coda di questo tipo di turismo muscolare e volgare, anche molto volgare, e maleducato. E spesso ineducato, lo vediamo tutti i giorni anche rispetto ai soccorsi, agli interventi del soccorso alpino di fronte a delle situazioni. Però attenzione, è sempre quel punto di equilibrio, i torti e le ragioni non stanno mai da una sola parte. Se in alcune vallate dolomitiche questo è il tipo di turismo, significa che questa è stata l'offerta turistica. Certo. Allora, quando io vedo
che poco tempo fa, ad esempio, c'è stata l'iniziativa da parte di un tour operator per portare con l'elicottero sulla torre Trieste dei paracadutisti che poi si lanciavano, cioè una cosa secondo me abominevole, ok? Come l'heliski, abominevole. Però vuol dire che c'è un tour operator del posto che offre questo tipo di servizio. Quindi bisogna che insieme, anche qui, troviamo un punto di incontro per dire che montagna vogliamo, cosa vogliamo di Colle Santa Lucia, cosa vogliamo delle Dolomiti, di Fodom, come ce la immaginiamo tra 10 anni. Possiamo continuare a vivere con la monocoltura dello sci? No, perché si sta innalzando la quota delle nevicate, nevicherà sempre di meno, ci sarà sempre meno acqua, non si può più. Bene, iniziamo gradualmente a pensare a qualcosa di diverso, inizialmente da affiancare allo sci, perché non si può mollare tutto da un giorno all'altro, ma iniziamo a pensare anche a un altro tipo di volano economico. Ce ne sono, e ci sono tante possibilità, ma è urgente iniziare a parlarne e confrontarsi proprio per avere tra 10 anni una montagna diversa, perché se si perde questo tempo, tra 10 anni sarà un disastro. Quando si aprirà il turismo cinese o di altri paesi avremo, come diceva Michil Costa su questa piazza, avremo turisti mordi e fuggi di una superficialità impressionante, che verranno qui in mezz'ora, poi in mezz'ora andranno da un'altra parte, fra 2 ore sono a Firenze, poi a Venezia, e quindi sarà la morte dello slow tourism, no, quello che Michil Costa definisce pornoturismo, quello a cui stiamo assistendo e che purtroppo ci aspetta se non governiamo questa cosa. Certo, non è facile, come diceva anche Annibale Salza, avere una governance della montagna, perché spesso chi vive qui è soggetto alla volontà altrui, si decide a Roma, si decide a Venezia quello che vale per questi territori, e questo è un problema da non sottovalutare, quindi diventa molto complicata, no, la dialettica. Qui apri un campo di dibattito che potremmo andare avanti ancora un'ora, purtroppo il tempo che noi avevamo a disposizione sta per scadere. Ovviamente io mi ero appuntato 1000 altre cose di cui parlare con te, sai che io la provocazione o la polemica devo sempre farla, no? A proposito di chi decide altrove cosa serve, no? Appena prima di iniziare questa chiacchierata parlavamo di questa ferita pazzesca del nostro territorio che è il Bostrico. Abbiamo vallate intere che sembrano morte dal punto di vista naturalistico ambientale, e gli stessi che si sono affrettati con chilometri e chilometri, perché io non so se voi avete fatto caso, ma io a volte ho la sensazione semplicemente partendo da Colle Santa Lucia e andando verso il mio Livinallongo di essere imbrigliati in questi chilometri e chilometri di funi e pali di acciaio, perché ci hanno detto che se non facevamo tutte le protezioni che prima sono paramassi e poi bisognerà fare paravalanghe e in seguito a vaia, ma ci hanno imbrigliati in questi chilometri e chilometri di acciaio. Però il silenzio assordante che c'è per esempio sul disastro del Bostrico ci lascia un po' perplessi. Ecco, noi speriamo che veramente, anche grazie a persone come te, Matteo, che tiene alto un dibattito, un'attenzione sulle criticità della montagna, porti a una nuova governance della montagna, che si distacchi da quelle che sono le logiche prettamente economiche, perché quel sistema di turismo risponde solo a logiche puramente economiche, non hanno altre logiche, e che soprattutto ci auguriamo che sempre più persone come te siano attratte dal nostro contesto montano, si innamorino e ci aiutano in tutte le varie forme, chi con la letteratura, chi magari con tutti gli altri strumenti che ci sono a disposizione, a preservare questo patrimonio immenso che abbiamo, in modo che, come dicevi prima, di non trovarci un giorno in una montagna spopolata, perché la montagna non è solo dell'uomo, la montagna non è solo natura, è un ecosistema. Spesso ne abbiamo parlato anche in riferimento a Dolomiti UNESCO, l'errore che è stato fatto di considerare patrimonio dell'umanità solo le vette, solo il perimetro delle vette, e non considerare che la montagna è anche un fattore soprattutto di comunità che lì ci vivono e che possono regolare il territorio. Ma tu ci insegni con la stanza delle mele in modo particolare che non è mai tardi per il riscatto nella vita, e quindi io
magari ti lascio la parola per concludere, ricordandovi che ovviamente Matteo è sempre disponibilissimo per un autografo sul libro, una foto, anche uno scambio di idee, e per ricordarvi che fra 5-10 minuti avremo Stefano Lorenzi, in cui questi temi li riprenderemo, perché parleremo di Olimpiadi, grandi eventi, sfruttamento del territorio. Vi invito a rimanere con noi perché il tema è caldo, è assolutamente attuale, e lascio a Matteo chiudere questo Chanton culturale. Hai in realtà chiuso perfettamente tu, però voglio solo aggiungere proprio in coda alla tua osservazione il fatto per cui i montanari non ci sarebbero senza le montagne, ma ricordiamocelo che neanche queste montagne ci sarebbero senza i montanari. Ecco l'aspetto antropologico, culturale, sul quale io insisto da tempo nei miei romanzi, cioè il fatto di salvaguardare una cultura, salvaguardare un'identità e un popolo, perché è un patrimonio spesso immateriale straordinario, che non è contemplato ad esempio dalla Fondazione Dolomiti, perché appunto c'è solo questo aspetto geologico, orografico, ma sotto queste vette c'è una storia antichissima delle tradizioni e delle popolazioni che ogni giorno resistono in un tempo avverso e in un vento contrario, quindi è il motivo per cui siamo qua, e anche oggi lo possiamo vedere con questa bellissima festa. È un motivo di orgoglio per queste genti che meritano il nostro rispetto e un plauso speciale. Io te il paio, grazie.